Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa Regione Autonoma de Sardigna, in prentas 2024-2025, lei dessa Regione 22 de su 2018. Benivenias e beniveniusu a motto più nuovo de poca voci. Siamo andata in lingua sarda che vuole donare i voci e logo a chi ne ha di scioperato de bipi, traballai e frincare in Sardegna. Questa gita, anziché su viaggio nostro, può scoprire le costrocce dessa Sardegna, sia su in Seui, in su coro de monti de sa Bravacia. E noi, su cannotto e cose nuove, si trova in tipo fai tornare a nascere sa cultura e sa società. Un esempio buono è sa banda storica dessa vita. A posti si de prusu de 100 anni, mudata in sa marching band, sa banda che cammina da prusu manna dessa Sardegna. Si nendi una portata de sentito umano può valorare su patrimonio musicale del suo luogo. Ma se ui esti castiatori pensano di un patrimonio ricco de museus, un'andala culturale che si spaina tra esso 5 museus, intra collezioni etnografiche e opere de arti de cavallo, convidenti un conto funguto dell'identità del suo luogo. Ai gusto s'aggiunge un attributo di imprenditoria che gastia da su passato per fabbricare su venitori. Su nascimento de podes, sa prima cantina ufficiale de vino in vita, fondata effettivamente un anno a oggi, ma capica da meleto di una tradizione di produzione de vino documentata fin a 6 primi anni del suo Novecento. Questo sono fonti calancuno dei stipulus in cui Seui sa sovada potrai affirmare con forza sul ruolo sui sudessio dessa cultura e dessa società dessa Sardegna. Seu a Seui e eu sou Luiso Murgia. Trabalho in un percorso museale che tiene da intro 5 palazzine che si possono visitare. Seui è una città di 1100 abitanti, è in sa Barbagia Seulu, su centro una più importanti storicamente. Seui è una città che tiene dei origini su 1300, naturalmente si formano da tutti i villaggi che ci sono fino a questa epoca nuragica. Una città, come dicevo prima, della Barbagia Seulu che ha vissuto negli anni passati di agricoltura e di pastorizia. Nel primo del Novecento c'è stata una miniera che era di un luogo da pesare l'economia della città. In sui 60 è stata serrata questa miniera e da tanto la gente ha cominciato a immigrare e a andare a bella questa città. Poi vivi capiata un cantieri forestali che sti tornando a cominciare a assumere e pastori e calegano che ara calegano una cosa ma non meta. Su percorso museali sono 5 uomini da veribiri, sa Palattina Liberty, che si ha sa Palattina da Cattao su Moi, allora due sezioni, una dedicata a erbissiri, che è una famiglia di Seui che ha fatto fortuna in America, una parte archeologica, una parte dedicata su giocattolo, che è una stanza dedicata a mostra scrivere sognadanti. Sa Domu Farci, dedicata a Cliberto Farci, un scrittore e un politico nasce a Seui, Stome Samaia, che è questione da tutti i sconti che le nostre nonne hanno usato quando questi spitticus, che questione da Abrevus, Maiasa, tutto questa cosa non pago
misteriosa, voglio ormai. Su Resone spagnolo, che è stato aperto sul 1647 e sarà sul 75. Poi una pinacoteca civica che alloga la pittura del 1600 e basta, 5 palazzine. Questo è uno rogo di un giornale di quest'epoca americano che narra appunto su chi ha fatto Augusto Bissiri. Quindi la trasmissione è un'immagine di una partita a sul mondo. Di questo progetto, di questa intuizione che ha tenuto questo piccolo Cuseuesu, si è poi a questo che è diventato il tubo catodico della televisione. Non esiste più, ma una delle prime forme di trasmissione di immagini, una novità appunto su tempo. Su Presone Seui è stato aperto nel 1647 e a Serrao nel 1975. È una delle prime forme di Presone in Barbace Seulu e in tutta questa zona, che poi del Ducato di Mandas. Prima gusto si narra in leggenda su antico che ci fu di un altro Presone che si è in una zona di Seulu che si chiama Santo Perdu. Dopo questo, appunto, è sempre condotto questo Presone, che diventa spagnolo, poi in Sarrato ci sono spagnoli che sono in dominio della Sardegna. Noi siamo cattati entro questa cella maschile di questo Presone, una cella che ha di poter avere entro metà gente, po' metà tempo. S'agatta antani il muro su testimonianza di questa gente, iscritta su motivo può diventare impressionato, scrive da preghiera, disegna una cosa, conta da risi che può entro su Presone. L'idea di questa di narrare su Galleria Civica o Pinacoteca nasce di quando una femmina seui che lavora a Palermo per conto di un barone ha regalato 3 squadre a suo comune seui. Quando si pensa di recuperare tutte le altre pitture che può saltare dentro questo palazzo, quindi la Galleria Civica. In questo momento comincia a arrivare pitture di altri artisti sardi, comincia ad arrivare sculture, e in tutto questo diventa meta ricca questa collezione del suo comune seui. Una delle pitture più importanti che teniamo dentro questa Galleria Civica è questo Santo Cristolo che dopo che è stato restaurato è agattato a San Virgo in Palace di Joseph de Ribeira, lo spagnoletto, uno caravagista, e noi di Biordua, una è che alloga sul Museo del Prado a Madrid, e l'altra è che teniamo in vita, quindi si è sposto. Ho spiegato contatti con gli spagnoli e ho sposto bene questa identità che si è applicata in museo in sorte.
quando babbo non tenia da prosugare che di rivingiasa, io si decidio con un amico mio e frate mio di provare a inseguire questa rivingiasa di famiglia che fonti in su comune di Sant'Annarresi circa 2 e mesi e se lui è saida da una città. Saidania abbiamo tutti i parenti miei, da parte del babbo mio. In noi in Paris a 2 amici e ho deciso di implementare un pacchetto di produzione di Sant'Annarresi con una varica di bottiglie di SEU, circa 250 bottiglie. Adesso, prossimo anno, la produzione per EUSU che aumenti, sono pago con una ingia che EUSU picavo in gestione, punti in bida tutto ingias meta eccias, ovviamente allevamento tutto alberello, punti meta complicate da lavorare, a differenza dei vingias che ci punti in capitano, poi questa situazione meccanica a noi è meta pago, quindi si lavora da tutto a mano. Questa potatura, le medicazioni e tutti i vari lavori. C'è una decina di anni su Vendotedda, a Sassuolo. Noi siamo a Gedattili, più precisamente a Nurassoli. È una ingia metà eccia, sono 2 sorri, di cui una è già sorpassata 100 anni, 103, 104. C'è questa parte del nonno, e da sono ancora seguendo io. C'è metà cannonau, bovali, unica e niente da carta. Cominciamo a scarzare, c'è nargio, dipende su tempo, poi da scirraus, di vari cercare di piegare tutto il sabato che arriva durante l'anno, questa stagione. Via maggio, dipende dalla stagione, di tornare a terra. Poi le deputata, poi smammata, sfemminellata e poi aspettare a settembre e poi pennennare. È fatta a gradoni, poi cercare di poter sa terra, quando provo in meta di così delle a tutte, non si barra per terra. Questa ingia in causa saggina poi vai schescio da un vestito con un'altra ingigetta che teniamo in azzurro e lillio. In vita babbo ha sempre fatto ingias, da quando fu piccolo, fino a 15 anni fa, in Paris con zio mio una decina di ingias, ormai abbarravo quasi nuda, una ingigetta piccola, in Paris con una medas proprietarios. All'intro di questa ingia tenevo appunto una varica filaris, qualità di meda diversas, come è questa produzione tipica seuesa, monica in prevalenza e altre qualità minori, come sania da carta, che è autoctono del suo luogo. Il vino di Seui punti non menausu sia in tutta la Sardegna che in Italia e fuori d'Italia pure. Un professore che lavora in Castello in scuola enologica di Castello, di Ranta Sante Certolini, ha di Ciccao, scalità di scrivurenti in noi in vita, andati a Cattao Calegone da nominata proprio Nera di Seui, sa che non sono rausu né da carta. Questo binusu tramite questo cavalier Caredda che fu uno sprummanno su pingiatteris che vai a questo binu, di avendiu
dove in a Casteddu e ha partecipato a concorsi internazionali, sceverai sa qualità di subino e può bere calibino pure su meglio su queste esposizioni del Sarrattu. E ha vinto un premio a livello nazionale. Sì. Ha arrivato malatia con il ribai di altri tipi di innestus. Poi hanno ci sono stati problemi al manno appunto a capire servincia, si punti sperrias, si punti malaitatas e quindi a bella bello la gente ha abbandonato questo tipo di lavoro. Da una varietà di anni c'è una gricchia di ciocco che sto rendendo a cominciare a trattare questo settore di ormai. Appunto sto rendendo a cominciare a curare le cerveccias, a caliguna da buon anno, a cercare di fare un lavoro in magazzino che è gusto che poi porta a vendere subino di una certa qualità. Quindi con lezioni fatte con un enologo, con un esperto su del vino, che noi stiamo tenendo un grande aiuto per fare questo tipo di attività di noi. Io spiegavo quest'anno una ingia di un'amica famiglia, una ingia meta bella, una despro bella de segui, momenti posizioni, esposizioni. Tipica poiché esti sa ingia proprio seguesa, classica, con prevalenza demonica, come appunto prima. Pago cannonau, Pascale, Monica e altre minori. Sì. Una ingia quasi abbandonata e ho cercato di recuperare delle principali lavorazioni, quindi attenzione con la salutatura e cercato di lavorare che ne invadere su che fuori su sa tradizione classica de come fu trabagliata questa ingia. Non ho stravolto nulla come si trabagliava prima, ho cercato di fare come noi santi consigliavo anche i proprietari che da teniamo prima, quindi ho cercato di ascoltare le memorie di chi ha la prima ingia. Una ingia in località di Lillio. Questa zona tra Lillio e Asorto ci sono provincias tuttora. Prima la percentuale vittata fu meda alta, oggi sta barra meda pago. De 1000 ettari si ho passato a 25, quindi adesso 1800 fine 1800 a oggi la produzione seguesa è notevolmente calata. A differenza ad esempio della parte in Sant'Annarresi, i parenti di mamma mia, tipo della Urvingia, da quando fui andata piccolo, questa mamma mi ha sempre contato che la nonna si faceva da quando fui andata piccolo, prima la nonna, la mamma da stati fatta a 8-10 anni, quindi vince a meta beccia a Niguiga, si funti poderata, poi funti stauso sicuramente aiutato, facilitato de questa scantina armannas, la possibilità di conferire agina, poiché in Sant'Anna finza su 2000 e ho sempre conferito in cantina, in cantina sociali di questa zona. E quindi finché i produttori piccoli o gli artigiani potevano campare con ervingias. In Sant'Anna tenevo circa 2 ettari, a Seui con questa ingia che ho spiegato noi arrivato a mezzo ettaro. Il vino di Seui è sicuramente un vino fatto in quota, poiché noi siamo a 800 metri, e su che si gicca da noi è vino con spiccata acidità, beva meda facile, bassa gradazione alcolica, che è questo che già in su 1800, all'inizio del 1900, si gatta da in documenti che sono stati recuperati
con le analisi fatte, già in quest'epoca si comprende che ci fosse una grossa potenzialità. Tocca da tenere conto su che questi sono beni artigianali, sì. Quindi fonti beni come si orientano in noi beni naturali. Questa cosa di fare vino in questa maniera per noi è la cosa più importante. Poi devi cercare di rispettare il suo territorio, devi cercare di rispettare la materia saggia che ti porta in cantina e devi cercare di rispettare poi il suo vino che poni in sa tassa. Questo è l'ennai che in Bingia devi lavorare che chimica, che è prodotto sistemico, quindi cercare di lavorare come si lavorava da prima, non è tipo una questione di rispetto per chi ti ha dato Bingia prima, ma un po' una questione di principio nostro, è questa cosa in cui confidiamo su noi. Quindi questo che faccio in cantina è utilizzare una minima dose di solforosa e in Bingia cercare di lavorare con zurfuro, rame e altri prodotti che possono essere zeolite, caolino, argilla, tutte cose naturali. Questa maniera di fare vino non so che possa essere una moda, però è una cosa meda ricercata in questo periodo, di una ventina di anni a questa parte e su consumatori è meda attento a questa cosa. Quindi si cerca di buffare meglio, di papare meglio e di notecchiari, ristoratori si cercano prodotti di produttori spitticchi come potevano essere noi. La differenza tra la street band e la banda Rossini. La banda Rossini è questa banda tradizionale, la banda che non ha fatto nascere come strumentista, la banda istituzionale. Sono un po' processioni, un po' concerti, per morti. Sono ovviamente in musica da banda. Marcettas. Se sono sezzi, sono mancaio, che in un concerto, oppure sono processioni, sono vestimenta eleganti. La street band invece è un'altra cosa. Sono che ne leggi di savarti, le devo imparare a memoria, le devo recordare. Quando sono devo sul proprio momento badare. È una cosa che a la gente piace in meta. È una cosa che può calare chi sia a vesta. Anda bene per ti porta d'allergia. La banda Rossini Zeui nasce nel 1922. È associazioni culturali che in Bidda c'è da fare cose tutto l'anno. In questi 102 anni
ha visto Saida mudai come pago altre entità. Pare che Saida ha di mudare con il lavoro. L'associazione come associazione è fondamentale, perché Saida organizza da medas attopios culturali e poi vedi la scuola di musica. Questo secondo me mi si orgoglio per un anno. Perché noi teniamo noi maestri, professionisti e un centinaio di allievi che bene tipo imparare uno strumento musicale. In vita c'è centinaia di persone che scintizzano uno strumento musicale. Noi sono raro che si sa essa musica. Secondo me è una cosa particolare. Devono conoscere tra vidas, vogliono vantare in percentuali tra popolazioni e strumentisti il numero che può fare eseguire. C'è gente che ha cominciato a suonare quando vuoi pippia, 4-5 anni. C'è gente che ha cominciato a suonare quando vuoi picciochetto. C'è gente che ha cominciato a suonare a vecchio. Comincia da pippio, tiene certi vantaggi. Che se mancai come antidenaro da una spugna, c'è da vai a pindicare tutto su chi ti onanta. Però del manno, quando si armanno, c'è da vai ad avere con coscienza. Una delle cose che punti meno importanti di noi in vita è questo discorso che accade da tutti i seguesi su questa musica. Da 100 anni, più di 100 anni, c'è una banda che suona da noi in vita, che fa da topiare gente di ogni età, da spicciocchetti a gente che arriva da 70 anni. Si questiona, si progetta, è una cosa che potrà via Saida, quando gente di diverse età si attopia e cambiano tra vuerdus e modo di pensare, nasce cosa nuova. De gusto sempre a capire questa musica, festival, eventi di ogni tipo, masterclass, quindi attopios con gente a voraspuro, potete scegliendo de vari deseri, un centro a capire questa musica che si conosce in tutta la Sardegna. Con questo tipo di progetto nasce da vari anni una street band che girando in pratica in tutta la Sardegna, si sono fatto conoscere in ogni festa e in ogni luogo non si volenti a suonare. De gusto un festival di musica alternativa che si sono giocando vari da una decina di anni e ogni anno portano su artisti e suonatori mega importanti.
stato più puro e usa cabau, grazie a cosa isichiu. Si torrà a sapere sa cita chieniti con un atto più nudo e poca voce. Chi commenta sempre si bollesi sin all'ai evento su fatto su o conto su chi pensai si possano essi da cavallo a su scontai, scrivesi una lettera su già su bogabogi.tv@gmail.com. Poi taseu sui noi proschiatro, poi intendi sa bogi, de bosatres.